funerali di Giulia Cecchettin si terranno il 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Stamattina installati i maxi schermo, la giovane è stata uccisa con 26 coltellate. Proseguono le ricerche di Luca Livieri, il 43enne scomparso lunedì da Martellago. Volontari della Protezione Civile hanno passato al setaccio il parco laghetti di Martellago con droni e unità cinofile. 3 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio tra via Fratelli Bandiera e via dell'Elettronica. A Marghera i vigili del fuoco estraggono una persona dalle lamiere. Rubato nella notte a Jesolo un bus ATVO del valore di 270.000 euro. Il mezzo è stato poi recuperato ad Eraclea dopo un incidente contro un muro di una pasticceria, danni per 20.000 euro. Unione Popolare ha consegnato 73.000 firme al Senato per la proposta di legge popolare sul salario minimo, quasi 10.000 vengono dal Veneto. Polemica per i presunti finanziamenti della CEI alla nave Mare Ionio della ONG Mediterranea, che ha leader il Luca Casarini e capo missione il veneziano Beppe Caccia. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. È arrivata nel pomeriggio la conferma: i funerali di Giulia Cecchettin si terranno martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove questa mattina sono stati installati i maxi schermo. La ragazza è stata uccisa con 26 coltellate. Il tuo sorriso, il regalo più bello, il tuo amore, un messaggio per il mondo. La frase che accompagna l'epigrafe di Giulia Cecchettin affissa oggi a Vigonovo, il paese dove è cresciuta la giovane. Giulia, che con immenso dolore è stata tolta il grande affetto della sua famiglia. Le parole scelte da Papagino per annunciare la data dei funerali, confermati per martedì 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. 2 i maxi schermi già montati per consentire alle oltre 15.000 persone previste di partecipare all'ultimo saluto, uno sul Sagrato e uno in Prato della Valle. Il nulla osta alle esequie dopo la lunga autopsia sul corpo della 22enne laureanda in ingegneria. 14 ore, l'esame autoptico si è concluso dopo le 23:30 di venerdì, un tempo così lungo dovuto al gran numero di lesioni di arma da taglio riscontrate sul corpo di Giulia, che hanno richiesto molti accertamenti da parte dei periti di parte e di quelli incaricati dalla procura. Le cause della morte dovute proprio alle coltellate, in particolare una al lato sinistro del collo, che hanno provocato il dissanguamento, e non al trauma cranico riportato dalla giovane dopo la caduta a terra nella zona industriale di Fossò, dove erano state riscontrate vistose tracce di sangue. Infine, l'esame autoptico non avrebbe rilevato tracce evidenti né sulla bocca né sulle mani di Giulia di legature con lo scotch. Un pezzo di nastro adesivo con tracce di capelli era stato repertato proprio nel luogo della seconda aggressione alla giovane. La ragazza dunque potrebbe essere stata colpita a morte con il coltello ritrovato nell'auto di Filippo Turetta dopo essere stata caricata nella macchina dopo l'aggressione a Fossò. Nel frattempo emergono altri particolari del lungo interrogatorio di Filippo Turetta avvenuto ieri nel carcere veronese di Montorio. L'amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita. Quella sera mi è scattato qualcosa in testa, ho perso la testa, ha affermato parlando di delitto d'impeto. Turetta ha detto anche di aver commesso un fatto terribile per il quale non ci sono scusanti, ribadendo di essere pentito, affranto e pronto a pagare in termini di giustizia. Nel giorno dei funerali della 22enne sarà lutto regionale. Lo attendiamo tutti con pazienza e al tempo stesso con rispetto, fiduciosi e anche con la speranza che un momento come questo in una città accogliente come Padova, che sa accogliere davvero tutto, perché gli spazi ci sono, le sensibilità possono esserci davvero tutte, sia qualcosa che ci aiuterà a uscire più forti e conoscendoci un po' di più. Poi alle 14 a Saonara l'addio privato della famiglia Cecchettin, che ha chiesto non fiori ma opere di bene in memoria di Giulia. Martedì dunque sarà lutto regionale. Intanto a Vigonovo continua il via vai di cittadini per portare a Giulia un fiore o un pensiero. Ho pensato fosse giusto fermarsi un minuto a fare un pensiero. Con sua figlia? Con mia figlia, sì. Famiglie con bambini, donne, uomini, ma anche giovani. È incessante il via vai di fronte al municipio di Vigonovo per portare un fiore o un biglietto a Giulia. Si fermano per un pensiero o una preghiera. Piccoli gesti che aiutano anche a costruire il carattere
e la personalità. È stato un pensiero della bambina perché ha voluto portare anche lei una dimostrazione d'affetto verso di Giulia. Le esequie sono state fissate per martedì mattina a Padova. Nel giorno del funerale il lutto si estenderà all'intero Veneto. E lei ci andrà alla sua famiglia? Penso di sì, perché per stare vicino alla famiglia di Giulia una piccola presenza per lei sì. Martedì, se posso vado, perché coi turni che ho cercherò di essere presente. Ecco. Molte persone non vi potranno partecipare per impegni di lavoro, anche se secondo le stime saranno presenti almeno 10.000 persone. Le dispiace non poter andare al funerale? Certamente, assolutamente. Starei a casa anche una giornata di lavoro. Anche di fronte a casa di Giulia la gente senza tregua lascia un pensiero, un peluche, un biglietto. La rabbia si mescola al dolore, come nel messaggio lasciato davanti alla casa di Giulia. Hai spento uno sguardo, ma hai alimentato fuoco nel nostro. Ora bruceremo tutto per te, Giulia, e per tutte le donne. Dai pensieri alle promesse. E dobbiamo lottare, dobbiamo fare rumore, perché non ci sia nemmeno un'altra Giulia, nemmeno un'altra donna morta per mano di un uomo. E proseguono le ricerche di Luca Livieri a Martellago, il 43enne scomparso lunedì. Volontari della Protezione Civile hanno passato al setaccio il parco Laghetti con droni e unità cinofile. I 51 ettari del Parco Laghetti di Martellago sono stati battuti palmo a palmo dai volontari della Protezione Civile, accompagnati dal sindaco Andrea Saccarola, impegnati nella ricerca di Luca Livieri, il 43enne scomparso di casa lunedì scorso. Mi sono sentito col coordinatore della Protezione Civile Cristiano Serena e abbiamo organizzato questa ricerca questa mattina qui dentro al Parco Laghetti e anche con i cani cinofili all'esterno sulle strade che ha percorso Luca in questi giorni. Siamo divisi in 3 squadre distinte, un'unità a terra che fa un rastrellamento puntuale, un'unità in volo con droni e con l'utilizzo della termocamera per verificare la presenza nei posti in cui sono praticamente inaccessibili oppure con inquadrature dall'acqua per quanto riguarda la terra, e un'unità cinofila che è in supporto ai carabinieri che seguono una pista in cui è più investigativa. Al di là di Martellago, le indagini sulla scomparsa di Luca Livieri, sposato e padre di 2 figli, sono condotti a tutto campo dai carabinieri, cui bisogna rivolgersi in caso di avvistamento. Quanto è grande questo parco? Voi una volta avete trovato addirittura una persona che viveva qui da te? È mezzo chilometro quadrato, quindi è molto grande e sì, più o meno 1 anno e mezzo fa abbiamo trovato una canadese dove una persona ha alloggiato per quasi più di 1 anno, che poi abbiamo scoperto, all'interno di questo parco. Quindi la mia idea era di fare un controllo a 360 gradi insieme alla Protezione Civile, insieme anche ai droni, per capire se magari fosse Luca in qualche boschetto qui del Parco Laghetti. E attraverso i nostri microfoni la moglie di Luca Livieri, Marangoni, Elisa Marangoni, ha voluto lanciare un accorato appello. Non mi interessa sapere cosa è successo. Tutto si risolve, ho una famiglia che la mia, quella da parte sua, unita, perciò si risolve tutto. Però qualsiasi possa essere l'aiuto, un avvistamento, qualsiasi cosa di aiutarmi a portarlo a casa, perché i suoi figli chiedono di lui. È un appello accorato a chiunque possa essere d'aiuto nelle ricerche del marito Luca Livieri, quello lanciato da Martellago dalla moglie Elisa, ma anche un appello rivolto direttamente al marito, perché i suoi 2 figli di 11 e 15 anni da lunedì chiedono del loro papà. Ce lo descrive un istante? È 1,94, alto, magro, capelli rasati, barba incolta perché non se l'era fatta, andamento ondeggiante. Come è vestito? Come era vestito perlomeno quando è uscito di casa? Aveva i pantaloni neri e la tuta dell'Adidas, la felpa con la scritta grande Adidas. Io presumo che lei da 6 giorni si stia domandando perché, dove si trovi suo marito. Che risposte, se è riuscita a darsene, ha raggiunto, ha ottenuto? Nessuna. Avevamo una famiglia normale, lavoro, casa, figli, una routine normalissima.
Non c'era niente che mi dava da pensare che potesse fare un gesto del genere. Lunedì mattina Elisa ha salutato il marito come è avvenuto 1000 altre volte, ma da allora non ha più avuto sue notizie. Luca non è andato al lavoro, il cellulare è spento, la macchina nel garage. Lunedì a mezzogiorno sarebbe stato visto in piazzale Cialdini a Mestre, martedì sera a Chirignago. Chi lo vedesse deve fare una cosa sola. Chiamate il 112, qualsiasi cosa chiamate il 112. 3 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 2 auto avvenuto all'incrocio tra via Fratelli Bandiera e via dell'Elettronica a Marghera. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona che è stata presa in cura dal personale del 118 come gli altri 2 feriti lievi. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. E alle 2:30 della scorsa notte ignoti hanno rubato, pensate, un bus della TVO del valore di 270.000 euro dall'autostazione di Jesolo. Il mezzo è stato poi recuperato in centro ad Eraclea alle 3 dopo un incidente nel quale appunto il mezzo era finito contro il muro di una pasticceria. I danni al bus ammontano a circa 20.000 euro. Naturalmente sono in corso le indagini per individuare gli autori del furto. La politica, ora Unione Popolare, ha consegnato 73.000 firme al Senato per la proposta di legge popolare sul salario minimo. Molte arrivano dal Veneto. Più di 70.000 firme martedì scorso abbiamo consegnato in Senato per una proposta di legge di iniziativa popolare che istituisca il salario minimo per tutte le lavoratrici e lavoratori di 10 euro all'ora lordi collegati all'inflazione. Sono 73.000 le firme depositate in Senato. Tra i sostenitori di questa proposta di legge Unione Popolare, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. Per dare una risposta a quei milioni di lavoratrici e di lavoratori che oggi hanno salari da fame che si attestano addirittura a meno di 5 euro all'ora. Per la proposta di un salario minimo di 10 euro l'ora hanno firmato in Veneto poco meno di 10.000 persone. È vero che ad esempio nella provincia di Venezia il turismo è un settore economico importante, ma probabilmente perché ci sono molti profitti, ma i lavoratori che contribuiscono in realtà hanno poco ritorno di salario nelle loro tasche. Il salario minimo esiste in 21 paesi europei, è quello che ha impedito sostanzialmente di morire di fame a milioni di lavoratori. È una norma elementare di civiltà che vogliamo che sia applicata anche in Italia. Il governo è pronto a recepire questa esigenza? Noi lo sfidiamo questo governo che ha già dichiarato più volte che il salario minimo non serve, ripropone la solita formula della produttività e del finanziamento alle imprese che però finora non ha dato nessun risultato per quanto riguarda i redditi delle lavoratrici e dei lavoratori. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta. Sta sollevando polemiche in queste ore il caso dei presunti finanziamenti della Conferenza Episcopale Italiana alla nave Mare Ionio della ONG Mediterranea Saving Humans. Sentiamo. La ONG Mediterranea Saving Humans ha subito annunciato querele contro le 2 testate che hanno sollevato il caso, ma la vicenda di presunti finanziamenti erogati dai vescovi italiani alle missioni di recupero dei migranti nel Mediterraneo centrale condotta dall'ONG Mediterranea Saving Humans ha sollevato grande scalpore e creato un fuoco di polemiche. La ONG è quella di Luca Casarini, già leader nei No Global e più recentemente anche membro di nomina pontificia del Sinodo. A capo della nave Mare Ionio c'è invece il veneziano Beppe Caccia che oggi pomeriggio, interpellato sull'argomento, ha preferito non rilasciare ulteriori commenti, rimandando a lungo comunicato dell'organizzazione non governativa. Al centro della collaborazione ci sarebbe la ONG di Luca Casarini, Mediterraneo Saving Humans, e le attività di recupero dei migranti a bordo della nave Mare Ionio, della Indra Social Shipping, compagnia di navigazione triestina, di cui Casarini è socio insieme a Giuseppe Caccia, ex assessore a Venezia, e al docente Sandro Mezzadra. La Conferenza Episcopale Italiana avrebbe destinato a Mediterranea circa 2 milioni di euro nelle varie missioni.
È nota la stima di Papa Francesco nei confronti di Luca Casarini, invitato dal Pontefice ad intervenire come membro ranco al Sinodo dei Vescovi. Ora si attendono nuovi sviluppi della vicenda. Centinaia di persone hanno partecipato questa mattina nella chiesa di San Nicolò al Lido ai funerali di Roberto Magliocco, storico presidente di Ascom Venezia, mancato nei giorni scorsi all'età di 76 anni. Il grazie della città di Venezia, Roberto Magliocco, è arrivato forte e chiaro. Una chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia, gremita di persone, questa mattina ha dato l'ultimo saluto allo storico presidente e fondatore di Ascom Venezia, morto pochi giorni fa all'età di 76 anni. Magliocco ha mantenuto la guida dell'associazione dal 1992, anno della sua costituzione, fino a pochi giorni prima di morire. Tutti si sono stretti con affetto alla famiglia per dimostrare gratitudine e stima verso Magliocco. La celebrazione funebre è stata presieduta da Don Renato Mazzuia, vicario foraneo, che ha sottolineato il legame forte di Magliocco e la dedizione per la sua famiglia. Al termine della messa, colleghi e istituzioni hanno invece sottolineato quanto Roberto si sia speso per la città, non solo nella dedizione totale alle lotte sindacali per difendere il commercio, ma anche come presidente di Asonautica Venezia e pure nel ruolo di consigliere comunale, nonché presidente di Venice Convention del Tennis Club Lido. Il suo esempio non sarà dimenticato. In rappresentanza del sindaco ha parlato l'assessore comunale alle attività produttive Sebastiano Costalonga. Perdiamo una persona importante, una persona con una storia incredibile alle spalle e quindi siamo molto dispiaciuti per la perdita dell'amico Roberto. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone guadagna terreno, favorendo un miglioramento sul nostro territorio. L'influsso di aria artica renderà però il clima gelido. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto la grafica di domenica 3 dicembre evidenzia un ampio soleggiamento e un cielo sereno. Attenzione a possibili gelate notturne. Le temperature saranno in sensibile calo, minime sotto zero praticamente ovunque, massime comprese tra 3 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno con possibile residua nuvolosità al mattino. Farà piuttosto freddo con temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 5-6 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove è previsto molto sole con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime ampiamente sotto zero, massime sui 3-4 gradi. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.